Ah, Carlotta! Ma che cazzo? Ma che scusami, vai tranquillo, stai imparando. Adesso dai che non ci sta nemmeno a stare bordello, eh? Se lo voleva, fagli mettere il casco. Sali, sali. Faccio un giro del lago e ritorno. Stai tranquillo, vado piano. Tranquillo. Facciamo una bella curva adesso. Mantieniti. Ma se ne vola il casco! Andiamo piano, se no se ne vola. Prenditi un casco più stretto, aspetta. Io già lo faccio. Va bene, vai allora. No, non si sale così in modo. Sono distrutto. Mantieniti bene. Vai, vai, scendi, scendi. Ma me lo fai fare pure a me un giro? Piccolo, io mi sto spogliando, te lo giuro, solo perché sto sudando. Ma sei cresciuta tu con me in moto, ti voglio bene, ma devi venire a fare il giro. Ti prego, guarda qua, sto sudando, va. Toccami. Ho detto c'ho l'acqua addosso, tocca. Allora non mi credi che sto squagliando? Ciao GoPro. Dobbiamo fargli guidare un attimo la prima sua moto, una delle sue prime moto a marce. Dobbiamo dargli un po' di lezioni. Anche perché domani vieni a fare il corso in pista. Oh, ma come stiamo cercando di fare un parrone? Sto un attimo, io devo insegnare a lui a guidare la moto, non mi dovete rompere il cazzo, capite tutti qua? Ah, allora, ci sei? Metti le mani tu, comandala tu, accendila, devi tirare il freno davanti e il tastino sotto questo qua. Ok, ce l'hai accesa adesso. Lascia il freno, tira la frizione, tirala tutta quanta, bravissimo, mettila prima dentro. Sì. Sotto la prima, bravissimo. Rilascia la frizione, lasciala poco poco, lasciala. Metti 2 dita sotto, bravissimo, comandala solo con queste. Così impari già a controllare la moto per bene con solo 2 dita. Perché 4 dita qui non vanno bene, perché sennò poi ti scappa da mano. Nel caso un'accelerata brusca o un movimento scorretto, non hai più la moto tra le mani. Mentre invece con 2 dita qui tu mantieni sempre la mano salda sul manubrio. Lascia piano piano e dai un po' di gas. Io non la tocco la moto, voglio vedere tu come stacchi la frizione. Lasciala un altro poco, lasciala, vedi, inizia a camminare da sola. Lasciala ancora, lasciala. Staccala un altro poco, staccala. Accelera. Ok. Lo so, sto imparando, mi sta dando lui lezioni. Ce l'hai. Premi la frizione, metti la seconda. Sopra. Lascia la frizione. Bravissimo, accelera. Grande! Bravissimo! Adesso ritira la frizione, metti un'altra marcia sopra. Adesso hai messo la terza. Bravissimo. Facciamo un po' di curva, piano piano, c'è la macchina. Guarda che la stai guidando tu, io ho tolto le mani, ce le ho qui le tue mani. Guardate, bravissimo, da solo la stai guidando. Adesso fammi vedere uno scalo di marcia. Quindi devi frenare, lascia l'acceleratore, scala una, rilascia, ritira la frizione, scala un'altra, lascia la frizione e ecco qua, hai visto come frena da solo la moto? Non hai bisogno nemmeno del freno. Adesso la richiami la frizione perché... Attenzione, questo pazzo. Puoi girare tu perché parli? Lei? No, io te la faccio girare a te, però tengo io i piedi a terra. Vai di prima, guarda che ce la fai a girarla tutta, bravissimo. Adesso lascia la frizione, lasciala, metti i piedi sopra, lascia la frizione, sei partito. Bravissimo, la stai guidando da solo, io ho le mani qui. Bravissimo, vai, allora fammi vedere. Frizione, metti la terza e riaccelera, vai. Riaccelera e fai la curva piano piano, vai. Poco a poco con il corpo ci spostiamo. Bravissimo! Madonna mia! Noi ci fermiamo, guardiamo la macchina, guardiamo dietro perché vedi corrono. Quindi guardati dietro un attimo. Vedi, è libero. Vai, la stai staccando tu, L'hai staccata da sola, non la sto mantenendo io, no? No, devi girare di qua. Dobbiamo fare un altro giro. Bravissimo. Guarda, bravo, ma già mi piaci perché hai guardato dietro. Bravissimo, guarda, le macchine. Facciamo passare prima quelle moto e quelle macchine. È un ragazzo che mi segue, che è venuto col padre, con la pit bike, che aveva il piacere di guidare la moto di Carlotta. Facciamo passare l'ultima moto. Quando vuoi, amore. Bravissimo, bravissimo. Sei da solo, Ragazzi, la sta guidando da solo, Bravissimo, richiamati la frizione, seconda, lascia la frizione. Bravissimo, vedi la moto come frena da solo senza l'utilizzo del freno con le marce.
Adesso hai messo la prima, vedi come ha frenato quando hai messo la prima? Fermati, premi il freno, metti i piedini a terra. Vedi, lui è Davide, lui è quel ragazzo che non devi seguire su YouTube. Ragazzi, questo sarà il prossimo, uno dei prossimi motociclisti da paura. Ma sopportare. Valentino ti farebbe andare. Di qua non arriva nessuno, davanti non arriva nessuno, vai. Lo so che stanno arrivando, però diciamo che se tu sei veloce ce l'hai il tempo. Non sono veloce. Bravissimo. Perciò aspetto perché ho paura. Ti posso dare una mano? Così devi fare. Non ho paura di sbagliare, però visto che non sono tanto bravo, aspetto gli altri che passano e poi faccio le cose con calma. Ti posso dire una cosa, questo è veramente il ragionamento migliore per andare in moto. Di solito c'è l'incoscienza, sai, quando sei un po' più piccolo hai quell'incoscienza del dire io vado, io faccio. Non ce l'ho. Bravissimo, devi ragionare sempre, accendi sempre il cervello, quando sei in moto puoi farti male e bisogna ragionare. Mi sei piaciuto tantissimo. Ok. Questa stacca alta, guarda, guarda dove stacca, mantienila sempre un po' la frizione, mantienila sempre un po'. Adesso rilasciala, rilasciala, accelera. Eccola qua, lasciala, lascia. Adesso tirala, seconda, sopra, sopra. Bravissima, accelera, accelera, vai. Adesso gira piano piano e entra dentro. Ricordati sempre di non accelerare mai sulla frizione, perché nel momento in cui lasci la frizione e ci hai accelerato la moto si impenna. Accelera, bravissimo. Opla, lascia piano piano, la stai lasciando tu, quindi accelera, accelera, ok. Qua richiamala perché stai entrando in un posto stretto. Urla a loro di spostarsi. Permesso? No, permesso, levate avanti. No, no, piano piano, piano piano, bravo. Vai. Oh, aspetta, aspetta, vai. Riprendi il controllo, riaccendila. Bravissimo, bravissimo. Oh, l'hai richiamata da sola, non te l'ho detto nemmeno, hai visto? Hai capito che adesso quando ti fermi hai bisogno della frizione. E allora adesso parcheggiamela tu da solo qua. Però devi andare piano piano adesso quando stacchi la frizione, perché sennò rischi che ti scappa di mano. Quindi piano piano. No, non la devi lasciare del tutto quando sta lì. Io ce l'ho alta perché per te è un po' scomoda perché sta alta. Però tu cerca di lavorare un po' di più, fai un po' di fatica sulle ditina e cerca di ripartire e di arrivare lì da solo. Hai controllo, non avere paura, lo sai fare. Bravo, vedi, un altro poco poco, un altro. Guarda, già sta camminando, vedi? Bravissimo. Ritirala, ritirala, rilasciala poco poco. Rilasciala poco poco, così arrivi avanti a tutto. Vai, piano piano, piano piano, parcheggiala per bene. Metti anche il cavalletto, vai, sei il padrone. Fammi vedere come no, più giù, più giù. Vai, mettilo bene. Ti posso dire una cosa? Sei bravissimo. Ma lo sai che mi ha detto, mo? Gli ho detto gira, ci sono le macchine che... Ha detto io le cose le faccio piano piano perché ci vuole il tempo. Io lo so che non mi devo spingere oltre il mio limite. Bravissimo. Oh, bravo. Ha spaccato, ha spaccato. Ne hai pure? 11 anni. E sei un mostro. Giusto, giusto. Guidami, vai tranquillo. Uno più bravo dell'altro, no? Meglio di Carlotta sicuramente a insegnare. Vai, vai, piano piano, piano piano, rilasciala un po' di più. La stai lasciando da solo. Lasciala un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più. Sei piedi? Vai. La stai controllando tu. Ritira la frizione, ritira la frizione. Bravissimo, bravissimo. Adesso stai un po' in salita, quindi se devi lasciare la frizione devi dare un po' di gas in più. Un secondo solo, scusami. Vai, piano piano, piano piano. No, 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 troppo gas così. Guarda a sinistra, guarda a destra, vedi se è libero, parti. Lascia piano piano la frizione, la stai lasciando da solo la frizione, quindi no, più piano, non la puoi lasciare così. Aspetta, 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 guarda di qua. Sta passando un'altra, vai. Vai, 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 ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. La stai lasciando da solo, la stai lasciando da solo. Attento, vai. Metti la seconda. Ok, vai, 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 vai. Metti la terza, sopra, sempre sopra. Bravissimo. Adesso scala piano piano in seconda. Scala di nuovo, premi di nuovo la frizione, premi un po' col freno. Ok, adesso qua giriamo. Frena, frena, fermala. Che grandi. Ho appena finito, ragazzi, di fare anche lezione a lui. E devo dire la verità, bravissimo anche lui. Noi ha 10 anni, cioè comunque siete veramente bravissimi. Opla. Ma che scusami, vai tranquillo, stai imparando. Se io te l'ho dato è perché so che se pure cade la moto non me ne importa. Va bene, tanto la moto è di Carlotta. Buona giornata, ragazzi. La metti terza?
Metti la terza. Adesso rimettila in seconda perché conviene andare un po' più piano, che c'è tanta gente qua, vedi? Lasciala sempre un po' più piano la frizione quando scali la marcia, perché vedi, senti quella botta. Adesso vai piano, rimettila in prima perché c'è questa macchina che sta uscendo. Bravissimo. Mi rimetti una seconda, ragazzi, la sta guidando da solo, metti una seconda. C'è una macchina che sta venendo di faccia. Ragazzi, si è tenuto da solo sulla destra, Cioè, io sto cercando di controllarlo io, ma lui sta controllando da solo, Le mani ce l'ho qua. Ha scalato appena in seconda. Sì, di seconda, qua la fai di seconda la curva, bravissimo. Bravissimo. Guarda, pure con una mano la sai guidare. Di qua puoi andare, di là puoi andare, vai. Stacca piano piano. Guarda. Sta andando da sola, lasciala adesso del tutto. Lasciala. Bravissimo. Adesso rimetti la seconda. Metti una seconda. Bravo. Vai piano piano perché questa curva stringe. Frena un poco poco col freno davanti. Bravissimo, adesso fai la curva, vai, riaccelera piano piano. Stai attento che c'è una macchina che sta venendo. Bravo, guardati sempre attorno. Sei tu che stai portando me, Adesso scala di nuovo in terza, piano piano. Metti i piedi a terra, io non ce li ho i piedi a terra, la stai mantenendo tu. Entra piano piano sulla destra, quindi lascia la frizione piano piano regolare. Lasciala, più piano e dai gas. Vai, guarda, sta muovendo da solo. Inizia a girare. Chiedi permesso, bravo, attento. Hai investito un signore, è il tuo primo incidente, hai visto? Guarda, la stai staccando tu la frizione, la stai controllando tu. Ritirala, non la fai spegnere. Bravissimo, ma perché non arrivi da solo là? Piano piano. Uè, silenzio che non riesci a sentire la moto. Lasciala adesso la frizione, rilasciala. No? Vai, lasciala più piano e dai un filo di gas, adesso sei da solo. Bravissimo. Vai, lasciala un po' di più la frizione. Eccola qua. Fai paura. Allora 09, voglio fare un giro con te. Come va via 09? Avanti, se mi vuoi bene gli faccio fare un giro a Callone. Allora, ci ha capito tutto. Andiamo. È come i bambini piccoli, capito? Hai visto che ho portato a tutti quanti? Ah, ma ecco perché. Vuoi guidare tu? Seriamente? No, non vuoi guidare tu? Com'è stato guidare la 400, di Nico? No, ma no, più che altro non capite che succede già un'ora e mezza, no? Poteva dire rilassati amore. No, portami a fare il giro anche a me, le portavo a fare ai bambini, perché a me no? Ma che c'hai dietro? Amo dietro la schiena. Ma cosa hai dietro la schiena? Qua, che c'hai qua? A few moments later. Ah, Carlotta! Ma che cazzo, ti dicevo c'era qualcosa che mi dava fastidio dietro la scena, la copro, ma ti vuoi rendere conto? Ma capi cazzo. E per questo c'avevo qualcosa che mi pinzecchiava dietro al culo. Io pensavo avessi la borsa e dicevo azziccate sotto, azzic mi fai male. Per questo mi stavo ingrippando. C'avevi la copro già da fuori la nicrea, allora ti era caduta. Women. Lo mettiamo il video della tua scuola guida su YouTube? Sì. E allora saluta tutto il popolo di YouTube. Ciao popolo di YouTube. Che dire, io sono sempre più emozionato di questo mondo e innamorato di tutti questi ragazzini che mi vengono a trovare qui alla Nicrea, ragazzi. Cioè, ma che cosa abbiamo creato? Ma se guardate i video di un anno fa, eravamo 3 gatti. Non si contano le moto che ci sono. Lui è un altro piccolo biker. Noi ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao!